C'è anche un padovano arrestato dai carabinieri di Bergamo nell'operazione che ha portato in carcere i presunti autori del tentato omicidio del trapper lombardo Simba Larù, che venne accoltellato lo scorso 16 giugno a Treviolo in provincia di Bergamo. L'azione criminale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe frutto di una faida tra il trapper milanese e un altro padovano, Baby Touché. 4 le persone arrestate oggi per l'agguato, tra di loro anche un 24enne residente a Conselve, che insieme a un marocchino di 30 anni già detenuto in Austria sarebbe uno degli esecutori materiali dell'accoltellamento. Gli altri due arrestati invece sono il mandante e una 31enne bergamasca fidanzata di Simba Larù. Sarebbe stata proprio lei ad organizzare l'agguato in cui il trapper è rimasto ferito gravemente da parte di 3 persone che volevano invece vendicare il rapimento del trapper padovano Baby Touché. La donna, che nutriva risentimento verso Simba, avrebbe contattato i 3 aggressori finiti ora in carcere.